Siamo al 31 di luglio del 2020, 31 luglio, oggi in sono passati 20 giorni da sabato 11 luglio, quando abbiamo fatto la serata per ricordare Giosafatti Rotondi nel 50° anniversario della morte. Lasciamo un serata rotondi. Però che dà sto titolo l'ora del Giosafat, cioè letteralmente l'ora del Giosafat. Perché? Perché il suo nome è Giosafatti, chiaramente Rotondi si cita col suo nome in alcuni brani, in alcune poesie, ma da dove deriva questa dicitura? La cita in una poesia che abbiamo poi letto, che è Per la mia vestizione, che adesso vorrei declamarvi, presentarvi con una presentazione, perché questa poesia, l'ora del Giosafat, che è composta di 27 settenari a rima baciata a 12 coppie di versi, più i 3 versi finali con la stessa rima. In realtà questi versi erano soltanto 20 nell'edizione a stampa, quella che poi abbiamo anche ripresentato circa 15 anni fa con le traduzioni di Carlo Sant'Ambrogio. Perché? Perché nell'edizione a stampa evidentemente Rotondi ha ritenuto di non mettere tutti questi versi che aveva scritto. Per la mia vestizione è scritta nell'ottobre 1932, ha una piccola introduzione e anche un nota bene come post scriptum, e vediamo perché si intitola così. Dice: alla fine del 1932, in occasione del 28 ottobre, erano state riaperte le iscrizioni al PNF, sigla che stava per Partito Nazionale Fascista. Iscrizioni, come tutti sanno, volontarie. Questo, come tutti sanno, evidentemente è molto ironico. Giosafatti Rotondi sappiamo che fu antifascista, convinto e anche dichiarato. In questa poesia però si mette nella posizione di chi forse non riesce a dire fino in fondo, a esprimersi così, diciamo, platealmente, e si paragona in questa poesia a un cappone, cioè a colui che ha perso gli attributi, e diciamo come lui si mette in prima persona, ma è come se mettesse tutti quelli che non hanno avuto il coraggio di dire chiaramente come la pensavano. Anche se poi questa vestizione, cioè il fatto di indossare la camicia nera in quanto iscritto al PNF, venne rimandata. Infatti il notabene finale dice: la vestizione le peut stare rimandata a epoca indeterminata. Questa poesia è dedicata a Delio Tessa. Delio Tessa, grande amico di Giosafatti, non ne parliamo adesso perché diventerebbe troppo lunga l'esposizione. Tessa però muore nel 1939, quindi questa poesia del 32. Ricordiamo solo che poi Tessa ebbe, grazie a Rotondi, gli onori del Famiglio, dove è sepolto tuttora, no? nel cimitero monumentale di Milano. E Rotondi, appunto, come tutti quelli che dovevano lavorare soprattutto nelle pubbliche amministrazioni, lui era capo ripartizione al Comune di Milano, avrebbe dovuto essere iscritto al partito, e quindi lui dice che si sente nelle vesti di un cappone guardando questa veste, questa camicia nera che lui dice che io detesto, e Tessa era della stessa opinione evidentemente, e auspica, questo è interessante perché nel 1932 auspica la liberazione. In quel momento il fascismo era all'apice del potere, ma lui dice arriverà quell'ora del castigamatti, cioè ci sarà il momento in cui verrà cambiata la situazione, e dice sarà l'ora della cantata del chicchirichì della resurrezione, cioè lui usa il termine cristiano del mistero principale della fede cristiana, della risurrezione, per indicare quella che sarà la risurrezione, la liberazione dell'Italia. E anche questo è molto interessante perché appunto nel 1932 lui crede comunque che ci sarà una liberazione.
Dice però rimane triste e anche turbor è un aggettivo che lui usa anche in altre poesie, cioè vuol dire torbido letteralmente, ma dentro, nel senso non è a posto, no? Quando uno dice non è a posto, perché? Dice perché mi e Capun saranno lì tu seri e anche a mucce, no? Cioè mucce vuol dire mozzi letteralmente, perché prima dice gammucciare la cresta e iof, mozzare vuol dire togliere qualcosa, tagliare. Perché siccome saremo capponi non potremo cantare la canzone della liberazione. Come dire, chi è che avrà il diritto di cantare la canzone della liberazione? Quelli che l'hanno resa possibile, quelli che vi hanno partecipato. E questo è anche molto interessante perché umanamente, diciamo, dà un po' anche il dramma della persona che è contro una certa situazione, lo dice anche, non riesce a dirlo fino in fondo e capisce che non è a posto con se stesso probabilmente. Altre parole forse difficili non ce ne sono, però ecco, perché l'ura del Giusafat? Perché lui dice arriverà quel momento della liberazione, dice l'ora del fora fora. Il fora fora è un modo di dire che registra anche il Francesco Cherubini nel suo vocabolario milanese italiano di metà Ottocento, quindi era un modo di dire già precedente. Vuol dire, indica o tante persone insieme che fanno confusione, oppure anche qualcosa fatto di fretta. Poi dice, beh, il castigamatti, è chiaro, anche in italiano si dice castigamatti come qualcuno che sistema le cose. E poi l'ura del Giusafat. Perché Giusafat? Perché a parte San Giosafat, che è un vescovo, e magari ne parleremo un'altra volta, ma Giosafat è un riferimento biblico preciso, perché nel libro del profeta Gioele per 2 volte si cita questa valle di Giosafat, che sarebbe, dico sarebbe perché gli studiosi non sono tutti concordi, ma dovrebbe essere una valle nei pressi di Gerusalemme, se non ricordo male nei pressi del Monte degli Ulivi. Perché? Perché il profeta la cita come un luogo in cui verranno convogliate tutte le genti, e nella tradizione cristiana è diventato un po' come il luogo del giudizio universale, il giorno del giudizio, il luogo del giudizio e quindi anche il giorno del giudizio. E quindi in questo senso anche Alessandro Manzoni si adegua a questa visione, a questa interpretazione, perché quando nel capitolo 3 Renzo va dal dottor Azzecca Garbugli per chiedere consiglio, come sappiamo Azzecca Garbugli consigliava bene solo i potenti, non i poveri, ma al momento non capisce che in realtà Renzo è la vittima, non è il persecutore. Quando gli dice, cita le varie gride, no? Famose grida manzoniane, riferite ai bravi eccetera, dice sentite, dice Azzecca Garbugli, e altre simili violenze quali seguono da feudatari, nobili, mediocri, vili e plebei. Non se ne scappa, ci sono tutti, è come la valle di Giosafat. Ecco che qui appunto la valle di Giosafat è indicata appunto come il luogo del giudizio universale, Gindentertucci. Detto questo, mi sembra di aver introdotto abbastanza in dettaglio questa poesia che vorrei leggervi, come l'abbiamo letta appunto l'11 luglio, per chi non c'era l'occasione di sentirla, e per chi c'era di risentirla. Non rileggo l'introduzione e il nota bene finale, ricordiamo che appunto è dedicata ad Elio Tessa. Per la mia vestizione, pensi con commozione a quel poer capun che gammuccia la cresta e iof denan sta vesta negra che mi detesti. Tessa, sem dopor vesti il por capone mi. E il dì, Tessa, quel dì che arriverà, quell'ura santa del fora fora e del castigamat, l'ura del Giusafat, quell'alba tan spetada, l'alba della cantada sì e del chicchirichì della resurrezione, mi contro il porcapon senza più né cresta, in mezzo alla gran festa e in mezzo al bacaneri, resterem lì muc, seri, turbure tristan mo, perché puderem no,
per via de Ves Capun cantà la gran canzone della liberazione. Poi comunque Giusafat la canzone della liberazione l'ha cantata perché, come sappiamo dalla storia, si impegnò anche nel CLN locale, Comitato di Liberazione Nazionale, e partecipò comunque appunto alla rinascita del paese. Con questo chiudiamo un po' questo mese di luglio dedicato a Giusafatte, ma proseguiremo perché questo 50° di Rotondi vogliamo così ricordarlo, riprenderlo ancora, e leggendo magari qualche altra poesia ancora. Grazie e a presto, ciao!